Buonasera, benvenuti a tutti quanti al nostro culto al Signore, il nostro adorarti di Santa Cena questa sera, la prima Santa Cena da 19enni come Chiesa. Voglio invitarti a alzarti in piedi in questo momento. Ci sono delle persone che sono appena arrivate, che stanno ancora arrivando, altre arriveranno ancora, ma per essere sicuri che abbiamo salutato anche gli ultimi arrivati, in questo momento io ti invito a dare un abbraccio alla persona che c'è dietro di te. Fai una bella torsione col busto, magari oggi non hai fatto la tua ginnastica, il tuo stretching, girati con la schiena, una bella torsione, così dai un bel abbraccio, stendi le mani, tira i muscoli. Dobbiamo scaldarci per adorare al meglio il nostro Signore, quindi prendi questo momento per muoverti un po', per riscaldarti prima di adorare Dio, così che dopo sarai più pronto fisicamente per saltare, per alzare le mani, per ballare alla presenza del Signore. Amen. Dopo aver fatto questo momento di comunione con la Chiesa, adesso facciamo un momento di comunione con il Padre. Amen. Allora preghiamo insieme al Signore in questo momento per chiedere che la sua grazia, la sua gloria si manifesti in mezzo a noi questa sera. Padre, nel nome di Gesù siamo qua oggi alla tua presenza e siamo qua, Signore, perché desideriamo più di te, più della tua gloria, Signore, su di noi, più dell'agire dello Spirito Santo nella nostra vita. Signore, manifestati in mezzo a noi questa sera, in questa sera speciale, in questa sera di Santa Cena, in cui noi celebriamo e ricordiamo, Signore, il giorno in cui tu sei morto e risorto per noi. Io ti chiedo, Padre, che tu possa venire con i tuoi abbracci, Signore, a riscaldare questo popolo santo che oggi si è qua riunito per adorarti, per celebrare il tuo nome. Che la tua gloria si manifesti questa sera in mezzo a noi. Benedici questo culto, benedici la tua Chiesa nel nome di Gesù. Amen. Alleluia. Noi ti adoriamo, Signore. Noi dichiariamo che tu sei santo. Cantando una canzone alla il tuo nome è più alto, il tuo nome è più grande, il tuo nome è al di sopra di tutto. I troni e i domini, governi e poteri, il tuo nome è al di sopra di tutto. E gli angeli clamano santo, tutta la creazione santo, esaltato sei, santo, santo per sempre. Perdonato e redento. Canta una canzone alla colui che è libero e porta il suo nome. Canta
canta una canzone all'agnello, e per sempre canteremo amen, e gli angeli clamano santo, tutta la creazione dichiara santo, esaltato sei, santo, santo per sempre. Il tuo popolo canta santo, sia re dei re, santo, tu sempre sarai santo, santo per sempre. Il tuo nome è più alto, il tuo nome è il più grande, il tuo nome è al di sopra di tutto. I troni e i domini, governi e poteri, il tuo nome è al di sopra di tutto. Il tuo nome è più alto, il tuo nome è più grande, il tuo nome è al di sopra di tutto. Oh, i troni e i domini, governi e poteri, il tuo nome è al di sopra di tutto, e gli angeli clamano santo, tutta la creazione dichiara santo, tu sempre sarai santo, santo per sempre. Il tuo popolo canta santo, sia re dei re, santo, tu sempre sarai santo, santo per sempre. Tu sempre sarai santo, santo per sempre. Tu sempre sarai santo, santo per sempre. Tu sempre sarai Gesù, Tu sempre sarai santo, santo per sempre. tu sempre sarai. Tu sempre sarai santo, santo per sempre. Il sole in cielo si scurò, l'amore per me si tornò su quella croce. La morte non comprese come lui riuscì a vincere su quella croce. Ma adesso giorno l'amore si alzò, nella morte ritornò per sempre. Siamo
risuscitò in gloria, Egli viene, ti aspettiamo, Egli ha vinto la morte, risuscitò in gloria, Egli viene, ti aspettiamo. Il sole in cielo si scurò, l'amore per me si tornò su quella crociera. La morte non comprese come lui riuscì a vincere su quella croce. Ma al terzo giorno L'amore si alzò e la morte ritornò per sempre. Siamo riuniti con le mani alzate in cielo, cantiamo alleluia. Ma al terzo giorno l'amore si alzò e la morte ritornò per sempre. Siamo riuniti con le mani alzate in cielo, cantiamo alleluia. Egli ha vinto la morte, risuscitò in gloria, Egli viene, ti aspettiamo. Egli ha vinto la morte, risuscitò in gloria, Egli viene, ti aspettiamo. Maranatha, ora vieni Gesù. Maranatha, ora vieni Gesù. Gesù. Maranatha, ora vieni Gesù. Gesù. Maranatha, ora vieni Gesù. Gesù. Egli ha vinto la morte, risuscitò in gloria, Egli viene, ti aspettiamo. Egli ha vinto la morte, risuscitò in gloria, Egli viene, ti aspettiamo.
risuscitò in gloria, Egli viene, ti aspettiamo. Egli ha vinto la morte, risuscitò. Santo, santo, santo sei. Spirito si muove qui. Spirito si muove qui. Possiamo sentirti qui tra di noi. Signore, noi ti adoriamo in questo momento. Innalziamo il nostro alleluia, innalziamo le nostre mani, noi alziamo la nostra voce a te, che sei l'unico che è degno. Montagne si spostano ancora, fortezze ancora cadranno. Dio, noi crediamo, possiamo vedere meraviglie che solo tu fai. Morti ancora si alzano, noi vinceremo i giganti. Dio, noi crediamo, possiamo vedere meraviglie. Montagne ancora si spostano, montagne si spostano ancora, fortezze ancora cadranno. Dio, noi crediamo, possiamo vedere meraviglie che solo tu fai. Morti ancora si alzano, noi vinceremo i giganti. Dio, noi crediamo, possiamo vedere meraviglie che solo tu fai. Siamo qui per te, fai quello che vuoi. Siamo qui per te, fai quello che vuoi. Ti doniamo il cuore, fai quello che vuoi. Ti muovi tra noi, Signore, ti muovi tra noi, ti muovi tra noi, ti muovi tra noi. Molti ancora si alzano, noi vinceremo i giganti. Dio, noi crediamo, possiamo vedere meraviglie che solo tu fai. Siamo qui per te, fai quello che vuoi. Siamo qui per te, fai quello
crediamo in miracoli quando ti muovi, crediamo in guarigioni quando arrivi, quando la tua mano si stende, persone sono curate, quando tu arrivi l'ambiente cambia, ed è questo che è successo oggi. L'ambiente è cambiato perché il tuo Spirito Santo è qui. Persone saranno guarite, persone saranno battezzate, persone riceveranno un miracolo. Perché tu sei qui, la tua potenza è qui, la tua mano è qui, il tuo Spirito Santo si muove qui. E noi crediamo. Io credo in miracoli quando ti muovi, in guarigioni quando arrivi. Credo in miracoli quando ti muovi, in guarigioni. Quando ti muovi. Io credo in miracoli quando ti muovi, in guarigioni quando arrivi. Credo in miracoli quando ti muovi, in guarigioni. Credo in miracoli quando ti muovi, in guarigioni quando arrivi. Credo in miracoli quando ti muovi, in guarigioni. Quando arrivi. Credo in miracoli quando ti muovi, in guarigioni quando arrivi. Credo in miracoli quando ti muovi, in guarigioni. Siamo qui per te, fai quello che vuoi. Siamo qui per te, Gesù, fai quello che vuoi. Ti doniamo il cuore, fai quello che vuoi. Ti muovi tra noi, ti muovi tra noi. Tu sei qui, ti muovi tra noi, Gesù. Ti muovi tra noi. Credo in miracoli quando ti muovi, in guarigioni quando arrivi. Credo in miracoli Quando ti muovi, in guarigioni quando arrivi. Credo in Io credo in miracoli quando ti muovi, in guarigioni, Signore. Credo in miracoli quando ti muovi, in guarigioni quando arrivi. Credo in miracoli quando ti muovi, in guarigioni quando arrivi.
Signore, ti muovi tra noi, ti muovi tra noi, Spirito Santo, ti muovi tra noi, ti muovi tra noi, questa sera ti muovi tra noi, ti muovi tra noi, tu sei già qui, ti muovi tra noi, ti muovi tra noi, ti muovi tra noi, ti muovi tra noi, tu ti muovi tra noi, Spirito, Spirito Santo, Spirito Santo. Spirito Santo, Spirito che guarisce qui, Spirito che libera qui, Spirito che guarisce qui, Spirito che guarisce qui, Spirito che guarisce qui, Spirito che guarisce qui, lo Spirito che guarisce qui, ti muovi tra noi, lo Spirito che guarisce qui, 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 si muove tra di noi, si muove tra di noi, si muove tra di noi, e si muove tra di noi. Sai, questa è stata una settimana in cui nella nostra casa lo Spirito Santo ha ministrato tanto sopra profetizzare. Profetizzare. E abbiamo appena dichiarato che qua in mezzo a noi questa sera c'è uno spirito di guarigione e c'è uno spirito che sa compiere miracoli nelle nostre vite. E io voglio invitare te che credi in questo, tu che credi veramente che abbiamo un Dio in grado di compiere guarigioni, che abbiamo un Dio in grado di fare miracoli. Io non lo so per cosa tu stai passando, non lo so se tu conosci qualcuno che oggi ha bisogno di guarigione vicino a te, non lo so se tu hai bisogno di un miracolo, conosci qualcuno che ha bisogno di un miracolo nella sua vita, ma se tu credi, se come abbiamo cantato tu credi nelle sue guarigioni e nei suoi miracoli, io ti invito in questo momento a alzare la tua mano, solo tu che credi,
Tu che hai dubbi, tu che sei incerto, non preoccuparti, lo Spirito Santo ancora ministrerà nella tua vita. Ma tu che credi, alza la tua mano e ripeti con me: io profetizzo guarigione divina nella vita mia, della mia famiglia, dei miei cari, dei miei amici. Io profetizzo un'azione miracolosa dello Spirito Santo sulla mia casa, sulle persone intorno a me. Se tu credi in questa parola, io credo che lo Spirito Santo farà questione di rispondere a ciò che tu hai appena dichiarato nella tua vita. Amen. Facciamo un applauso al nostro Signore, Lui che tutto può, Lui che è onnipotente e che è in grado di fare al di là di ciò che noi pensiamo e immaginiamo. Amen. Quanti stanno sentendo la presenza di questo Spirito Santo, di guarigione e di miracoli in mezzo a noi questa sera? Amen. Io ti invito a sederti pochissimi minuti. Vogliamo solamente presentare i nostri avvisi delle prossime settimane. Avremo come sempre il nostro culto in casa mercoledì, sarete avvisati sulla zona in cui sarà, ma ormai siamo alla fine di questa quinta serie di culti in casa e mancano pochissime zone ancora da visitare, quindi chi ancora non è stato raggiunto sa che a breve verremo a trovarlo nella sua zona con questa quinta serie di culti in casa, poi partiremo con la sesta serie dei nostri in casa. Oltre a questo c'è come sempre la sala di intercessione e non mi stanco di ripetere questo avviso. So che è un avviso che diamo ormai ogni settimana, so che ormai quasi tutti voi siete già a conoscenza di questa sala di intercessione, ma io credo nell'importanza di questi 20 minuti di preghiera prima del culto da parte di chi ha questo desiderio di intercedere per la Chiesa. Tu che hai questo desiderio nel cuore, non importa l'età che hai, puoi avere 3 anni, ne puoi avere 97, non è importante, ma se tu hai un desiderio di pregare per la tua chiesa, di pregare per la tua casa, di pregare per il culto che sta per cominciare, vieni alle 7:30, ci sarà qualcuno, lo troverai lì nella sala pastorale e prega, intercedi insieme a queste persone e sono sicuro che lo Spirito Santo attraverso questa preghiera compierà miracoli ancora più grandi nelle vite delle persone presenti questa sera come in ogni altro culto. Abbiamo anche da presentare i nostri 2 prossimi eventi. Il primo è quello delle donne, l'immersione per donne, in ordine cronologico. 7, 8, 9 dicembre, ormai lo sapete tutti, penso che i posti ormai siano finiti, ma in caso dopo il culto, se volete andare a parlare con la pastora Andrea per vedere se è rimasto qualcosina, ma sarà un tempo di immersione sotto lo Spirito Santo, non sarà un battesimo nelle acque, ma sarà un tempo di immersione nello Spirito Santo per tutte voi donne, sarà un posto bellissimo, un momento prezioso, quindi presentiamo ancora una volta il nostro immersione per donne, il nostro primo ritiro 7, 8 e 9 dicembre, quindi giovedì prossimo fino a sabato mattina e la sera. Sono sicuro che questo culto sarà infuocato perché avremo 40 donne piene di Spirito Santo a riempire questa casa dopo aver fatto un'immersione di 3 giorni. Oltre a questo presentiamo anche la nostra cantata di Natale, Principe di Pace, il 23 dicembre, sarà un sabato. Come sapete ogni anno noi non facciamo il culto di Natale. No? Non abbiamo questa usanza il 25 dicembre di fare il nostro incontro, il nostro adorarti, perché pensiamo che sia un giorno più per le famiglie, no? Ma ogni anno cerchiamo
il sabato prima, o a volte abbiamo fatto anche il 26 dicembre, di trovarci insieme come Chiesa a festeggiare insieme al Natale. E il 23 avremo la nostra cantata di Natale, è stato montato un gruppo di lode nuovo, un coro nuovo. Venite a sentire questo coro, sarà sicuramente bellissimo, composto da voi, no? Fratelli e sorelle che si sono messi a disposizione a prestare la loro voce in adorazione allo Spirito Santo. E alle ore 20 sarà il nostro culto, ma sarà la nostra cantata di Natale. Amen? 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 Bravo Cristiano. Ci alziamo in piedi, abbiamo già finito gli avvisi. Prima però alzatevi pure, dopo così tutti in piedi saremo più facili da fare tutto ciò. Abbiamo dei visitanti questa sera. Allora, vi chiedo scusa in caso per le pronunce, abbiamo diversi visitanti. C'è là dietro Katia, mamma di Matteo, giusto? C'è Norma, che è venuta insieme a Sing, eccola qua davanti. Sara, sorella di Gabriela, là dietro. C'è Tatiana, che è venuta con Fabrizia, giusto? No? Tatiana? Eccola lì. Scusate la pronuncia. Vanessa e Roberta, giusto? Qua davanti. Ok, chi è vicino a queste persone, se può dargli un abbraccio di benvenuto a tutti questi visitanti che abbiamo appena elencato. E tutto il resto della Chiesa cosa può dire a tutti loro? Siete benvenuti nel nome di Gesù. Amen. A tutti voi, nostri visitanti, siete molto benvenuti, siete benvenuti oggi, sarete benvenuti sempre. Il nostro desiderio di tutta la Chiesa e sicuramente anche di Dio è che possiate uscire questa sera da qua con un po' di questo Spirito Santo che ci sta facendo compagnia in questo luogo questa sera. Amen. In questo momento abbiamo la possibilità di portare le nostre offerte alla casa del Signore. Tu che hai portato la tua offerta, la tua decima, la tua primizia, il meglio che Dio ha messo nel tuo cuore di offrire questa sera alla casa del Signore. Sapete, come sempre c'è la possibilità di offertare in vari modi, così ci sarà la missionaria Giosiane là dietro con il POS, tu che vuoi fare un'offerta col bancomat, con la carta. Come sempre ricordo che non è un modo per chiedervi più soldi, è solamente una facilità che potete avere per fare queste offerte in questo modo. Amen. Ma che tutto ciò che voi oggi portiate possa essere usato al meglio per l'opera di Dio e che Dio possa benedire ognuno di noi, possa benedire tutta la sua Chiesa. Preghiamo allora per consacrare le nostre offerte, le nostre decime. Padre, nel nome di Gesù, in questo momento, Signore, ti preghiamo per le nostre decime, per le nostre offerte. Perciò, Signore, che tu hai messo oggi nel tuo cuore di portare, nel nostro cuore di portare alla tua casa, Signore, che sia l'offerta della vedova, Signore, che sia il meglio che noi possiamo offrirti indipendentemente dalla quantità, ciò che abbiamo gioia di portare oggi alla tua casa, che possiamo darlo, Signore, con tutto l'amore che abbiamo per te. Benedici, Signore, queste offerte, benedici ogni persona qua presente, Signore. Riempi la vita di ognuno di noi, della tua Chiesa, con la tua gioia, Signore, con la tua allegria, con le tue benedizioni. Noi ti preghiamo per questo nel nome di Gesù. Amen.
Signore Gesù, in questo momento vogliamo ascoltare qualcosa che possa venire da te per le nostre vite, Signore. Indipendentemente da ciò che tu hai preparato oggi, io ti chiedo, Dio, che tu possa trovare in questa chiesa una terra fertile dove piantare un buon seme e un seme che possa dare molto frutto, Signore. Apri oggi i nostri orecchi, occhi spirituali per la tua parola, Signore, che tutto ciò che tu vuoi ministrare ai nostri cuori, che possa non trovare un cuore chiuso, ma un cuore aperto, gioioso di ricevere la tua parola, ma non solo di ricevere la parola, di trovare una trasformazione per la propria vita, per vivere la parola che tu hai preparato oggi per ognuno di noi. Benedici, Signore, ogni tua figlia, ogni tuo figlio qua presente, nel nome di Gesù. Amen. Potete sedervi? Potete sentar? Amen. Vi chiedo di aprire le vostre Bibbie Abra as vossas Bíblias nel libro del profeta Sofonia. no livro de profeta Sofonias. Anzi, facciamo così. fazer Senza che apriate le vostre Bibbie, leggiamo tutti insieme da qua. Sem abrir vossas Bíblias, nós vamos ler todos juntos aqui. Il profeta Sofonia, no, è un profeta che non siamo tanti soliti andare a cercare nella Bibbia, no? O profeta Sofonias nós não vamos ver tantas vezes na Bíblia. Mi ricordo una volta eravamo a un culto Me lembra uma vez que nós éramos num culto e il predicatore, il pastore ha chiesto aprite la Bibbia in Sofonia. e o pastor pediu para nós abrirmos a Bíblia em Sofonias. C'era una persona un po' vicina a me, Tinha uma pessoa perto de mim, ha preso la Bibbia, ha cercato da una parte e dall'altra, começou a procurar de uma parte em outra da parte da Genesi Bíblia, a Apocalisse, de Gênesis a Apocalipse, non ha trovato questa Sofonia. e não achou esse Ha Sofonias. chiuso la Bibbia e ha detto penso che non l'hanno stampato sulla mia Bibbia. Ele fechou a Bíblia e disse que parece que na minha Bíblia eles não colocaram Sofonias. Allora leggiamo da qua, leggo prima in italiano, poi Andrea leggerà in portoghese. Sofonia capitolo 1 versetto 7 dice così: tacete davanti al Signore Dio, poiché il giorno del Signore è vicino, poiché il Signore ha preparato un sacrificio, ha consacrato i suoi invitati. Cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, pois Ele preparou um sacrifício e consagrou os seus convidados. Amen. Non voglio stare qua a raccontare tutta la storia del profeta Sofonia, che non è il caso. Não quero estar aqui e contar toda a história do profeta Sofonias. Questo è il nostro testo aureo. Esse é o nosso texto áureo. Andrea ha detto che prima di me l'ultima volta che ha sentito qualcuno parlare del col testo aureo era quando aveva 10 anni nella scuola biblica. Eu falei para ele que a última vez que eu ouvi falar do texto áureo era quando eu era pequena na escola bíblica. Ma questo è il testo iniziale, ma ho deciso di cominciare da questo testo questa sera, Eu decidi começar desse texto nessa noite, perché attraverso questo testo noi possiamo intendere una definizione molto importante per la vita di noi cristiani. porque através desse texto nós podemos entender uma definição muito importante para nós cristãos. E il tema della predicazione di oggi, O tema da pregação de hoje, se potessimo dare un titolo, se pudéssemos dar um título, sarebbe il popolo seria o povo che Dio si è consacrato. que a Deus se consagrou. Questo versetto, Esse si può rimetterlo versicolo- un attimo per piacere? In italiano, grazie, ok. Questo versetto ci parla del giorno del Signore. Esse versículo nos fala do dia do Senhor. Che cos'è il giorno del Signore? O que é o dia do Senhor? Nell'Antico Testamento soprattutto, No Antigo Testamento, quando troviamo questa espressione, il giorno del Signore, quando nós vemos essa expressão, o dia do Senhor, o il giorno dell'ira del Signore, O della gi- vendetta del Signore, ou o dia da ira do Senhor, o dia da vingança do Senhor, o l'anno della grazia del ou o Signore, ano da graça do Senhor,
Quando si parla di un giorno preciso di Dio, insomma, Quando se fala de um dia certo de Deus, si parla con due direzioni. se fala com duas direções. La prima direzione A prima direção è la stessa anche del Nuovo Testamento, é a mesma também do Novo Testamento. ovvero quando si parla del giorno del Signore si parla del ritorno di Gesù. Quando se fala do dia do Senhor, se fala do retorno de Jesus. Quando Gesù ritornerà Quando Jesus vai voltar, là nell'Apocalisse lá no Apocalipse, e ci porterà con sé. ele vai nos levar com ele. Questo è il giorno del Signore. Esse é o dia do Senhor. Ma nell'Antico Testamento, Mas no Antigo Testamento, quando i profeti parlavano del giorno del Signore, quando os profetas falavam no dia do Senhor, la prima direzione a primeira direção era appunto escatologica, era delle cose che avverranno nell'Apocalisse. era as coisas que acontecerão ainda, era em sentido escatológico. Ma la seconda definizione, Mas na segunda definição direzione, e direção, era riferita a una profezia che sarebbe avvenuta da lì a poco. era referida a uma profecia que iria acontecer, Un fatto che sarebbe avvenuto da lì a poco. fato que aconteceria em pouco tempo. Il giorno del Signore sarebbe stato il giorno in cui Dio avrebbe fatto un giudizio su un popolo da lì a poco. O dia do Senhor seria um dia que Deus daria o juízo do Senhor em pouco tempo. E vediamo varie volte questa cosa nell'Antico Testamento. E nós vemos várias vezes isso no Antigo Testamento. Dio dà giudizi contro gli assiri, contro i babilonesi. Deus dá juízos contra os assírios e os babiloneses. Tutti questi popoli contro il regno di Israele. Todos esses povos que eram contra os reis de Israel, os reinos de Israel. Ma in questo caso, Mas nesse caso, nel libro del profeta Sofonia, no livro de profeta il Sofonias, giorno del Signore, o dia do il Senhor, giorno del giudizio, o dia do juízo do Senhor, non è contro un popolo cattivo, tra virgolette, nemico di Israele, não é contra um povo ruim, um inimigo de Israel, ma era proprio contro il regno di Giuda, contro i giudei. mas era próprio quando o reino de Judá. Infatti qua Dio Aqui Deus sta profetizzando che i babilonesi verranno e conquisteranno il regno di Giuda. está profetizando que os babilônicos virão e vão conquistar o reino de Judá. E qua vediamo due soggetti. Nós vemos dois sujeitos. Allora, tacete davanti al Signore Dio poiché il giorno del Signore è vicino, poiché ha preparato un sacrificio, primo soggetto, Cale-te diante do Senhor, porque o dia do Senhor está perto, pois Ele preparou um sacrifício. il sacrificio è il primo soggetto, O sacrifício é o primeiro sujeito. e ha consacrato i suoi invitati, E consagrou os seus convidados, secondo soggetto. que é o segundo. Chi rappresentano questi due soggetti? O que representa esses dois sujeitos? Vi chiedo scusa, so che sembra una lezione di storia biblica, Peço desculpa, que parece uma lição de história bíblica, ma vi assicuro che è inerente a quello che poi sarà la conclusione di tutto questo. mas é muito relevante na conclusão dessa pregação. Sopportate altri 2-3 minuti. Peço que vocês suportem outros 2-3 minutos. Ok? Il Signore ha preparato un sacrificio. O Senhor preparou um sacrifício. Chi è questo sacrificio? O que é esse sacrifício? Il regno di Giuda, O i reino giudei. O reino de Judá, os judeus. E ha consacrato i suoi invitati. E consagrou os seus convidados. Chi sono questi invitati che Dio si è consacrato? Quem são esses convidados que Deus se consagrou? I babilonesi. Os babiloneses. Sembra che abbia poco significato tutto questo, Parece que tem pouco significado tudo isso. perché il regno di Giuda Porque o reino de Judá è il popolo eletto da Dio, no? é o povo eleito de Deus. Ma qua Mas aqui, il regno di Giuda è il sacrificio. o reino de Judá é o sacrifício. Sacrificio significa uccidere. Sacrifício significa matar. E infatti è quello che Dio avrebbe fatto da lì a poco con i giudei. E isso é o que Deus faria em pouco tempo com os judeus. I babilonesi li avrebbero conquistati, li avrebbero uccisi. Os babiloneses conquistariam eles e os matariam.
E i babilonesi in questa profezia sono il popolo che Dio si è consacrato. Os babiloneses nessa profecia é o povo que a Deus se consagrou. Sembra una cosa molto strana, no? Parece uma coisa muito estranha. Babilonia Babilônia, nella Bibbia na Bíblia, è qualcosa di molto brutto, é algo de diciamo. muito ruim. È chiamata la grande prostituta. Elas chamam de a grande prostituta. Era una città demoniaca. Era uma cidade demoníaca. Eppure qua Dio Mas Deus aqui dice che i babilonesi lui li ha consacrati a sé, sono i suoi invitati. diz que os babiloneses, Deus os consagrou a ele. São os seus convidados. E ho dovuto fare questa introduzione storica Eu precisei fazer essa introdução histórica. perché ho detto che il tema di questa predicazione Porque eu oggi disse que o tema dessa pregação hoje, è un popolo che Dio si è consacrato. povo que Deus se consagrou. E noi dobbiamo intendere che cosa significa essere consacrati a Dio. E nós precisamos entender o que significa ser consagrado a Deus. Perché molte volte, Porque muitas das vezes quando noi pensiamo alla parola consacrato, que nós pensamos a palavra consagrado, noi la scambiamo o pensiamo abbia lo stesso significato nós pensamos que tem o mesmo significado, della parola santificato. pensamos que temos mesmo o significado da palavra santificado. Molte volte la usiamo come fossero la stessa parola, no? Muitas vezes nós usamos ela como se fosse a mesma palavra. Consacrato, santificato. Consagrado, santificado. Eppure sono due parole completamente diverse, Mas são duas palavras completamente diferentes. con significati completamente Com diversi. significados completamente diferentes. E voglio in questo momento andare a distinguere questi due significati. Eu quero diferenciar esses dois significados. Che cosa significa essere santificati? O que significa ser santificado? Che cos'è la O santificazione? que é a santificação? Prima di tutto la santificazione Antes de tudo, a santificação è un processo che noi viviamo nelle nostre vite. é processo que nós vivemos na nossa vida. La nostra santificazione comincia il giorno in cui noi accettiamo Gesù, lo Spirito Santo viene a abitare in noi, A nossa santificação começa no dia que nós aceitamos Jesus e o Espírito Santo vem habitar em nós e continua per tutta la nostra vita. e continua por toda a nossa vida. È un processo che noi facciamo finché non saliamo su con Gesù. É processo que nós fazemos até que nós subimos com Jesus. La consacrazione invece A consagração non è un processo. não é processo. La consacrazione è uno stato A consagração é estado. uno stato in cui noi ci troviamo. Estado em que nós nos colocamos. Questa è la prima grande differenza. Essa é a primeira grande diferença. Ma per capire cos'è la consacrazione capiamo prima cos'è la santificazione. Mas para entender o que é a santificação, a consagração, entendemos primeiro antes o que é a consagração. So che molti di voi già sanno cosa vuol dire essere santi, essere santificati. Eu sei que todos vocês já sabem o que é ser santos e santificados. Ma se c'è qualcuno che oggi ha qualche dubbio, che magari non lo sa, Mas se tem alguém que tem alguma dúvida e que não sabe, può venire a comprendere che cos'è la você vai santificazione. entender hoje o que é a santificação. Essere santi significa per termine proprio essere separati. Ser santo significa, por término, ser separado. Secondo me, quando noi diamo questa definizione, che è la definizione che sempre si dà, Quando nós demos essa definição, que é a definição que sempre dá, secondo me fa ancora più confusione. nós entramos em mais confusão ainda. Io non ho mai capito cosa significa essere separati. Eu nunca entendi o que é ser separado. Ma voglio fare un piccolissimo teatro qua per capire che cos'è la santificazione. Ma Chiedo a quero fazer- Nawan se viene qua con noi, il nostro attore. Vou fazer um pequeno teatro, vou chamar o Naon para fazer uma parte. Nawan ci ha dato prove di grandi doti teatrali Naon já nos deu provas de que é grande ator, nei nostri gruppi di teatro. nosso grupo de teatro. Ok, allora Nawan, mettiti pure in mezzo. Nawan è un uomo, Naon é un ragazzo. homem. Ok. Io per prendere cura di mia moglie, io oggi farò il peccato. Eu, para cuidar da minha esposa, eu farò Il peccato. o pecado E lei farà Dio. e eu vou fazer o Deus. Sarebbe stato brutto se facevo il contrario, no? Allora, se lui è una persona che non è santa, Se ele é uma pessoa que não é santa, quando Dio lo chiama, quando Deus chama, chiamalo, lui andrà da Dio. Ma quando io, che sono il peccato, lo chiamo, vieni mas qua, quando Nawan, ele, que é o pecado, chama ele, lui verrà da me. ele vai até ele. E se Dio lo richiama, E se Deus o chama, lui tornerà da Dio.
ele vai voltar até Deus. Ma se io lo richiamo, lui Ma torna. Sto soltanto per fargli fare un po' di camminata. Mas se eu que sou o pecado chamo ele, volte. ele vem até mim. Questa è una persona che non è santa, ok? Essa é uma pessoa que não é santa. Adesso facciamo una persona che è santa. Agora vamos fazer uma pessoa que é santa. Una persona che è santa, quando Dio la chiama, Uma pessoa que é santa, quando Deus a chama, prova a vedere cosa succede. Va da Dio. vai até Deus. Ma quando il peccato la chiama, Mas vieni quando o qua, pecado chama, non va dal peccato. não vai ao pecado. Questo significa essere santi. Isso significa ser santo. Significa che siamo solo di Dio. Significa que nós somos só de Deus. Essere separati significa che noi siamo separati solo per Dio. Ser separado significa que nós somos separados só para Deus. E il peccato E o pecado non ha potere sulle nostre vite. não tem poder sobre as nossas vidas. Quando noi non siamo... Grazie Milena, Juan, puoi andare. Quando noi non siamo santi, Quando nós não somos santos, noi siamo schiavi del peccato. nós somos escravos do pecado. Nel Vangelo di Giovanni, capitolo 8, versetto 34, No Evangelho de Giovanni, capítulo 8 e versículo 34, Gesù dice così: in verità vi dico che chiunque commette peccato è schiavo del peccato. Jesus diz assim: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Una persona che non è santa Uma pessoa que não é santa è schiava del peccato, é escrava do pecado. perché può anche andare da Dio, Pode até vir até Deus, ma tornerà dal peccato quando viene chiamato. mas vai até o pecado quando vem chamar, quando o pecado chama. Una persona che è santa invece Uma pessoa que é santa non è di uso comune. não é de uso comum. Non tutti si possono usare di lei. Não todos podem usar ela. Solamente Dio si può usare di questa persona. Somente Deus pode usar essa pessoa. E sapete cos'è la cosa più bella di tutto questo? E você sabe o que é mais bonito de tudo isso? Che anche se sembra impossibile, Porque mesmo que pareça impossível, tutti quanti noi todos nós possiamo raggiungere la santità. podemos chegar até a santidade. È la stessa parola di Dio che ce lo dice. É a palavra de Deus que nos diz. È vero, la Bibbia ci dice che è difficilissimo, A palavra de Deus nos diz que é difícil, che abbiamo sempre tribolazioni, que nós teremos muitas tribulações, che il peccato governa il mondo, que o pecado governa o mundo, ma ci dice anche un'altra cosa. mas nos diz também outra coisa. C'è una storia nella Bibbia Tem uma história na Bíblia in cui un giovane ricco va da Gesù que um jovem rico vai até Jesus e gli dice: maestro buono. que diz: Maestro bom. E Gesù gli risponde: E Jesus responde: perché mi chiami buono? Por que você me chama bom? Soltanto uno è buono. Somente um é bom. Gesù ovviamente si riferiva a Dio, no? Jesus se referia a Deus, Ma Gesù è Dio, mas Jesus é Deus. quindi Gesù poteva tranquillamente dire: fai bene a chiamarmi buono, no? Então Jesus podia dizer para ele: você faz bem em me chamar de bom. Perché allora non gli ha risposto così? Por que Jesus não respondeu assim? Perché quando Gesù è venuto sulla terra, Porque quando Jesus veio na terra, certo era 100% Dio, ele era 100% Deus, ma era anche 100% uomo. mas ele também era 100% homem. E come uomo E como homem, lui era tentato come tutti noi. ele era tentado como todos nós. Lui poteva peccare come tutti noi. Ele podia pecar como todos nós. Lui ha resistito dal non farlo, Ele resistiu em não fazer, ma poteva farlo. mas ele podia fazer. Dio non può essere tentato, Deus não pode ser tentado, ma Gesù poteva essere tentato. mas Jesus podia ser tentado. E è stato tentato, E foi tentado, ma non è caduto. mas não caiu. Gesù poteva essere cattivo se voleva, Jesus podia ser ruim se ele quisesse. ma non è stato cattivo, è sempre stato buono. Ele sempre foi bom, nunca foi malvado. Oggi noi celebriamo la Santa Cena Hoje nós celebramos a Santa Ceia, perché Gesù è stato quell'agnello perfetto, porque Jesus foi aquele cordeiro perfeito, senza peccato, sem pecado, che è salito sulla croce per que noi. subiu sobre a cruz por nós. Gesù non ha peccato, Jesus não pecou. Gesù è sempre stato buono, Jesus sempre foi bom. anche se poteva non esserlo. Anche se ele podia, mesmo que ele pudesse não ser.
E io credo che uno degli obiettivi E eu creio que dos objetivos per il quale Dio ha mandato Gesù sulla terra, pelo qual Deus mandou Jesus sobre a terra, oltre al fatto di salvarci, além do fato de nos salvar, sia stato quello di dimostrarci foi para demonstrar che noi possiamo essere santi come Lui è santo. que nós podemos ser santos como Ele é santo. E Dio ha questo desiderio e Lui esprime questo desiderio nella parola di Dio. E Deus tem esse desejo, Ele demonstra esse desejo na sua palavra. Lui ci dice: siate santi come io sono santo. Ele diz: sejam santos como eu sou santo. Se Lui ci dice così non è per prenderci in giro, Se Ele diz assim, não é para nos enganar. ci dice questo perché è possibile. Diz isso porque é possível. E Gesù ne è la prova. E Jesus nos provou isso. Il nostro obiettivo O nosso objetivo è Cristo. é Cristo. Qua su questa terra il nostro obiettivo è assomigliare il più possibile a Lui. Nessa terra, nosso objetivo é parecer muito mais com Jesus. E per assomigliare a Lui E para sermos com Ele, dobbiamo ricercare questa santità. temos que procurar essa santidade. Abbiamo dato questa definizione di santità. Nós demos essa definição de santidade. Allora adesso passiamo alla consacrazione. Então nós vamos passar à consagração. La consacrazione è diversa dalla A santificazione. consagração é diferente da santificação. E forse ha qualcosa in più della santificazione. Talvez tenha algo a mais da santificação. Perché vi faccio un esempio, no? Porque dou um exemplo. Per essere santi non dobbiamo peccare. Para ok? sermos santos, nós não devemos pecar. Se noi riusciamo a vivere una vita senza peccato, siamo santi. È questo che Nós abbiamo detto. conseguimos viver uma vida sem pecado, nós somos santos. Perché se pecchiamo siamo schiavi del peccato, se non pecchiamo siamo solo di Dio. Porque se nós pecamos, somos escravos do pecado. Se nós não pecamos, somos somente de Deus. Quindi, diciamo così, teoricamente, Então, teoricamente, se io mi chiudo in una stanza se eu me tranco em um quarto e non esco più da quella stanza, e não saio mais daquele quarto, non ho tentazioni, não tenho tentação, non c'è il fratello o la sorella che mi fa arrabbiare, che vuole tirargli i capelli ogni tanto, não tenho irmão e irmã que me faz que posso brigar com ele, que eu queria puxar o cabelo dele. posso raggiungere la santità. Posso chegar à santidade. Mi isolo dal mondo Me distancio do mundo. e facendo così sarebbe più semplice, no? Arrivare alla santità. Seria muito mais simples assim chegar à santidade. La consacrazione è diverso da questo. A consagração é diferente disso. La parola consacrazione significa proprio A palavra consagração significa destinato al culto a Dio. destinados ao culto a Deus. È far diventare qualcosa sacro. É fazer que seja algo sacro. I consacrati sono coloro che fanno culto a Dio. Os consagrados são aqueles que fazem o culto a Deus. Un culto attivo a Dio. Um culto cotidiano a Deus. Che adorano Dio in modo attivo. Que adora a Deus em todo momento. Che servono Dio in modo attivo. Que serve a Deus em todo momento. Chi sono queste persone oggi? Quem são essas pessoas hoje? Chi sono oggi i consacrati? Quem são os consagrados? Senza fare tanti giri di parole, i consacrati dovremmo essere noi. Os consagrados devemos sermos nós. I consacrati siamo noi. Os consagrados somos nós. Amen. Amém? Credi questo? Você acredita nisso? Credi che Dio ti ha consacrato? Você acredita que Deus te consagrou? Noi come consacrati dovremmo vivere una vita attiva nel culto a Dio. Nós, como consagrados, devemos ter uma vida ativa em Deus. Noi dovremmo vivere una vita attiva di servizio a Dio. Nós devemos ter uma vida ativa no serviço a Deus. E non sto dicendo questo perché voglio che tutti quanti cominciate a lavorare in chiesa, Não estou dizendo isso porque eu queria que todos começassem a trabalhar na igreja. così io posso stare tranquillo là sul divano Então, daí eu posso estar tranquilo no meu sofá. a non fare niente. Ma voglio darvi una prova biblica che noi siamo consacrati oggi a Dio. Mas eu quero te dar uma prova bíblica que nós somos consagrados a Deus. Se puoi passare qua Numeri, capitolo 3. Se você pode colocar aqui Números capítulo 3. Leggerò versetti 11, 12 e 13. Dice così: il Signore disse a Mosè: ecco, tra i figli di Israele io ho preso i Leviti al posto di ogni primogenito che nasce da donna israelita. I Leviti saranno miei. Aspetta un attimo. Qui praticamente Dio sta dicendo a Mosè che lui si sarebbe consacrato
tutti i membri della tribù di Levi, tutti i Leviti, al posto di ogni primogenito israelita. Aqui Deus está dizendo a Moisés que ele seria consagrados a Deus, Tutti i Leviti todos os levitas, al posto dei primogeniti di Israele. no lugar dos primogênitos de Israel. Perché Dio si dovrebbe dovuto essere consacrato i primogeniti di Israele? Por que Deus consagraria os primogênitos de Israel? Vai avanti. Poiché ogni primogenito è mio. Il giorno in cui colpii tutti i primogeniti nel paese d'Egitto, io mi consacrai tutti i primi parti in Israele, tanto degli uomini quanto degli animali saranno miei, io sono il Signore. Diz o Senhor a Moisés: Eis que tenho eu tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito que abre a madre entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus, porque todo primogênito é meu, desde o dia em que feri a todo primogênito na terra do Egito. Consagrei para mim todo primogênito em Israel. Todo primogênito em Israel, desde o homem até o animal, serão meus. Eu sou o Senhor. Puoi rimettere il 13 in italiano per piacere? Ok. Allora Dio sta dicendo che si sarebbe consacrato tutta la tribù di Levi. Então Deus está dizendo que Ele consagrou toda a tribo de Levi. Infatti i Leviti sono poi i sacerdoti di Dio, no? Então os levitas são os sacerdotes de Deus. E se li ha consacrati al posto dei primogeniti di Israele. E se Ele consagrou no lugar dos primogênitos de Israel? Ma perché si era consacrato i primogeniti di Israele? Mas por que ele era consagrado os primogênitos de Israel? Lui si era consacrato ai primogeniti di Israele il giorno in cui colpì tutti i primogeniti nel paese d'Egitto. Ele era consagrado os primogênitos de Israel o dia em que ele feriu a todo primogênito na terra do Egito. Chi si ricorda cosa era successo in Egitto? Quem se lembra o que aconteceu no Egito? Il popolo di Israele era schiavo in Egitto, no? O povo de Israel era escravo no Egito. E Dio lo ha tirato fuori da questa schiavitù. Deus tirou eles fora dessa escravidão. Se vi ricordate, Dio aveva mandato 10 piaghe sull'Egitto, no? Se você se lembra, Deus mandou 10 pragas sobre o Egito. Chi si ricorda qual era l'ultima piaga? Quem se lembra qual é a última praga? La morte dei primogeniti. Esattamente, quella che vediamo in questo versetto. A morte dos primogênitos que nós vemos nesse versículo. E vi ricordate in che modo Dio aveva dato una scappatoia, no? Una strategia al popolo di Israele per non morire insieme agli egiziani? Vocês lembram como que Deus deu essa saída para o povo de Israel para eles não morrerem junto com os egipcianos? Il sangue intorno alla porta. O sangue sobre a porta. No, il sangue dell'agnello che doveva essere sparso O sulla sangue porta. do cordeiro que ele colocou sobre a porta. Questo sangue avrebbe salvato il popolo di Israele da questo angelo della morte, O no? sangue teria salvado o povo de Israel do anjo da morte. E noi possiamo tranquillamente E nós podemos tranquilamente, fare una connessione con quello che oggi celebriamo questa sera. nós podemos tranquilamente fazer uma conexão com aquilo que nós celebramos essa noite. Perché come il sangue dell'agnello a quel tempo aveva salvato il popolo di Israele, Como o sangue do cordeiro aquele tempo salvou o povo de Israel, così oggi il sangue dell'agnello perfetto, il sangue di Gesù, salva tutti quanti noi. então hoje o sangue de Jesus, o sangue perfeito, salva todos nós. Mas Questo versetto che abbiamo letto in Numeri 13 esse versículo que nós lemos em Números 13 ci dà una chiave nos dá uma chave per scoprire qualcosa di più para nós descobrirmos algo a mais a proposito del sacrificio di Gesù per la nostra vita. no propósito do sacrifício de Jesus para nossas vidas. Perché qui dice: il Signore disse a Mosè, ecco dei figli di Israele, io ho preso i Leviti al posto di ogni primogenito che nasce da donne israelite, i Leviti saranno miei, poiché ogni primogenito è mio. Il giorno in cui colpì tutti i primogeniti nei paesi d'Egitto, io mi consacrai i primogeniti di Israele. O dia em que feri a todo primogênito na terra do Egito, consagrei para mim todo o primogênito de Israel.
ovvero il sangue dell'agnello, O sangue do cordeiro non aveva solamente salvato il popolo di Israele quel giorno, não só salvou o povo de Israel daquele dia, ma allo stesso tempo ha anche consacrato il popolo di Israele a Dio. mas ao mesmo tempo consagrou o povo de Israel a Deus. Allo stesso modo il sacrificio di Gesù No mesmo modo, o sacrifício de Jesus non ci ha solamente salvati, não somente nos salvou, ma ci ha consacrati a Lui. mas nos consagrou a Ele. Oggi noi siamo consacrati a Dio Hoje nós somos consagrados a Deus per mezzo del sacrificio di Gesù. por meio do sacrifício de Il Jesus. sacrificio di Gesù non ci ha solo e semplicemente salvato e ci porterà a vivere la vita eterna, O sacrifício de Jesus não somente nos salvou e nos levará a viver uma vida eterna, ma ci ha consacrati a Lui. mas nos consagrou a Ele. Allora anche noi, Mas agora, nós também, come consacrati a Dio, como consagrados a Deus, dobbiamo vivere una vita attiva nella nostra adorazione a nós Dio. temos que viver a todo instante em adoração a Deus. Dobbiamo vivere una vita di servizio a Dio. Nós temos que viver uma vida de serviço a Deus. Perché se tu sei consacrato a Dio, Porque se você é consagrado a Deus, secondo la definizione di questa parola, segundo a definição dessa palavra, non puoi isolarti in una stanza. você não pode se esconder dentro de um quarto. Quella è per la santificazione. Isso é para a santificação. Ma la consacrazione Mas a è quando consagração noi ci mettiamo al servizio di Dio. é como quando nós nos colocamos a servir ao Senhor. È quando noi cominciamo a lavorare per É Dio. quando nós trabalhamos para o Senhor. È quando noi cominciamo ad adorare Dio. É quando nós adoramos ao Senhor. Noi non siamo stati salvati per stare fermi. Nós não estamos salvados, não fomos salvos para estarmos fermos, parados. C'è un versetto che cito ogni 2 prediche praticamente. Tem um versículo que eu falo dele sempre. Andrea ha detto anche oggi parlerai questo versetto, basta. Il versetto che c'è in 2 Timoteo 1,9, penso che non c'è lì, che dice 2 Timóteo 2,9. Dio ci ha salvato e ci ha rivolto una santa chiamata. Deus nos salvou e nos deu uma santa chamada. Dio ci ha salvato Deus nos salvou prima di tutto. antes de tudo. E appena ci ha salvato, E logo depois de nos ter salvado, con lo stesso sangue con cui Lui ci ha com salvato, o mesmo sangue que Ele nos salvou, Lui ci ha anche consacrato, Ele nos consagrou, ci ha salvato nos salvou e ci ha rivolto una santa e chiamata. nos chamou para uma santa chamada. Per questo motivo noi non possiamo rimanere fermi e restare seduti, Por esse motivo nós não temos que ficar parados e sentados. perché noi dobbiamo sì celebrare la nostra salvezza, Nós temos que nos celebrar a nossa ma salvação, dobbiamo anche celebrare la consacrazione che noi abbiamo a mas Dio. nós temos que celebrar a consagração que nós temos a Deus. In Romani 12 versetto 1 Em Romanos 12, versículo 1, Paolo dice così: vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, che offriate i vostri corpi in sacrificio santo, vivente e gradito. Questo è il nostro culto spirituale. portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Questo significa essere consacrati a Dio, Isso significa ser consagrado a Deus, offrire i nostri corpi a Lui, oferecer o nosso corpo a Ele, metterci all'opera per Lui, nos colocar a obra por Ele, fare di più per Lui. fazer mais por Ele. Io lo so che il 99,9% delle prediche che faccio Eu sei que 99,9% das pregações que eu faço parlano di chiamata falam de chamada, o parlano di un cambiamento per fare l'opera di Dio. fala de uma mudança para fazer a obra de Deus. So che magari vorreste predicazioni su vittoria, su benedizioni. Talvez você queria pregações sobre vitória, sobre bênçãos. Ci sono stati e ci saranno ancora pastori che verranno qua a predicare su questo. Virão pastores que vão pregar sobre isso. Ma io non predico su questo. Mas eu não prego È sobre isso. difficile che predico su É questo. difícil que eu pregue sobre Se isso. volete parole di vittoria, ci sono tante parole nella Bibbia di Se vittoria. vocês querem palavras de vitória, existem tantas palavras de vitórias na Bíblia. Aprite là in Apocalisse capitolo 2, capitolo 3. Abre em Apocalipse capítulo 2, versículo 3. Vedrete Gesù che vi dirà: a chi vince io gli farò mangiare l'albero della vita. E vocês vão ver que Jesus que diz: a quem vencer eu vou fazer comer da árvore da vida.
Io lo farò diventare una colonna. Eu vou fazer ele ser uma coluna. Io gli darò una corona. Eu vou dar uma coroa. Se volete parole di vittoria, ce ne sono tante nella Bibbia, molto belle, potete andarle a vedere. Se vocês querem palavras de vitória, existem muitas na Bíblia e vocês podem ver. Ma nella lettera agli ebrei Mas na letras aos Hebreus, c'è un versetto che dice così: tem um versículo que diz assim: esortatevi l'un l'altro exortai-vos uns aos outros, finché ancora si può dire oggi. até que se possa dizer hoje. Finché ancora noi possiamo dire oggi, Até que nós podemos dizer hoje. dobbiamo esortarci l'un l'altro a fare di meglio, Nós devemos nos exortar a fazer melhor, a fare di più, a fazer mais. perché ci sarà un giorno Porque vai existir um dia in cui non potremo più dire oggi, que nós não poderemos mais dir hoje. perché non ci saremo più, Porque nós não seremos mais o perché aqui. Gesù sarà Ou ritornato. porque Jesus vai voltar. Quel giorno Aquele dia. sarà il giorno in cui ci sarà detto: ah, tu hai vinto e tu no. Aquele dia será o dia que vamos ouvir: você venceu e você não venceu. E quindi io credo Então eu creio che sia molto più edificante per tutti quanti que noi seja muito mais edificante para todos nós. oggi ricevere una parola di esortazione, Hoje receber uma palavra de exortação. finché si può dire oggi, Até que nós possamos dir hoje. per avere un cambiamento nelle nostre Para vite, termos uma mudança na nossa vida. per essere fortificati, per predicare il Vangelo. Para sermos fortes para pregar o Evangelho. La parola di Dio ci dice: ma quanto sono belli i piedi di coloro che predicano il Vangelo. A palavra de Deus diz: mas quantos são belos os pés daqueles que pregam o Evangelho. Ma ci dice anche: se non c'è nessuno che vi invia, chi predicherà il Vangelo? Então a palavra de Deus diz que se não tem ninguém que mandam vocês, quem vai pregar o Evangelho? Per questo motivo io credo che sia più importante, Por esse motivo eu creio que seja muito mais importante, più che ricevere una parola di vittoria, mais do que receber uma palavra de vitória, ricevere una parola che ci invii, para receber uma palavra que nos envie, che ci dia forza que nos dê força per cambiare la nostra vita e il nostro intendimento, para mudar a nossa vida e nosso entendimento, per fare la differenza in questa para generazione. fazer a diferença nessa geração. Perché voi non siete stati chiamati Porque vocês não foram chamados per tirarvi indietro, para voltar atrás, ma voi siete stati consacrati a Dio mas vocês foram consagrados a Deus per fare le opere che Dio ha messo davanti a voi. para fazer as obras que Deus colocou Il sangue che diante de noi vocês. celebriamo questa sera O sangue que nós celebramos essa noite non vi ha solo salvato não só salvou vocês e promesso la vita eterna, e prometeu a vida eterna, ma vi ha consacrato mas consagrou per essere al servizio di Dio su questo mondo. para ser a serviço de Deus neste mundo. Se voi volete fare oggi la differenza, Se vocês querem fazer hoje a diferença, c'è un Dio che sta solo aspettando tem um Deus que está esperando che vi alziate dalle vostre sedie que vocês se levantem das vossas e cadeiras cominciate a fare grandi cose nel nome del suo figlio Gesù. comecem a fazer grandes coisas em nome de Jesus. Amen. Amém? Amen. Amém? Allora vi invito a alzarvi in piedi. Então eu os convido a levantar em pé. Io termino qua per questa sera, Eu acabo aqui, ma voglio fare una preghiera con voi mas eu quero fazer uma oração com vocês. finché la lode sale, perché Dio Porque Deus, possa cominciare a trasformare i nostri cuori, para que Deus comece a transformar os nossos corações, che possiamo avere dei cuori sì alla ricerca di una santificazione, que nós podemos sim ter um coração que procura a santificação, che ricerchi di essere santo come Gesù è stato santo finché camminava in mezzo a noi, que procure ser santo como Jesus foi santo quando caminhou entre nós, ma che allo stesso tempo mas que no mesmo modo si disponibilizzi all'opera di Dio. que se renda disponível à obra de Deus. Tu sei stato consacrato a Dio, Você foi consagrado a Deus. tu sei stato messo qua Você foi colocado neste lugar per fare un servizio, un culto, un'adorazione, para render a Ele um serviço, um culto e uma adoração. non da seduto, Não ma sentado, da in piedi, mas em pé. non passiva, Não parado, ma attiva. mas ativo. Amen. Amém. Signore Gesù, vogliamo ringraziarti in questo momento per ogni parola che possa aver toccato i nostri cuori. E io voglio mettere davanti a te questa chiesa oggi, Signore, profetizzando che possa essere una chiesa consacrata a te, Signore.
Tu ci hai salvato, Signore, ci hai consacrati per mezzo di quel sangue che oggi noi celebriamo. E per questo, Signore, noi vogliamo profetizzare in questa sera che noi siamo consacrati a Te, che noi, Signore, faremo di più per Te, che noi vogliamo metterci, Signore, di impegno per fare grandi cose su questa terra. Tu non ci hai chiamato, Signore, per restare fermi, ma ci hai chiamato per cambiare questa generazione. Nel nome del tuo Figlio Gesù, dacci questa forza, Signore, dacci questo coraggio, dacci il tuo spirito che ci capaciti per fare tutto ciò che tu hai messo davanti a noi di fare. Io ti prego per questo nel nome di Gesù. Amen. Amém, Jesus. Aleluias. Aleluias, Santo Espírito. Aleluias. Espírito Santo. Aleluias. Santo Espírito, Santo, 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 Santo. Amém. Espírito Santo. Aleluia. Tu puoi chiudere i tuoi occhi in questo momento? Alleluia. Alleluia. Ti invito a rendere a Lui il tuo culto questa notte. Ti invito a cominciare da oggi a dichiarare il sono stato scelto e consacrato al Signore. Spirito Santo. All'inizio eri la parola, uno con Dio l'Altissimo. Il mistero della sua gloria si è rivelato. Ma che nome bellissimo! Ma che nome bellissimo, nulla è pari a te. Ma che nome bellissimo, il nome di Gesù. Lasciato il cielo per trovarmi, per salvarmi è sceso qui. Amore più grande del mio peccato. Ma che nome bellissimo, ma che nome bellissimo, il nome di Gesù, mio Re. Ma che nome bellissimo, nulla è pari a te. Ma che nome bellissimo, il nome di Gesù.
Chiamo qua i nostri operai che serviranno la Santa Cena. Prima Corinzi capitolo 11, dal versetto 23 in avanti, dice così: poiché ho ricevuto dal Signore quello che vi ho anche trasmesso, cioè che il Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie lo ruppe e disse: questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. Nello stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue, fate questo ogni volta che ne berrete in memoria di me. Poiché ogni volta che voi mangiate questo pane e bevete di questo calice, voi annunciate la morte del Signore finché Egli venga. Come ogni mese stiamo per celebrare la Santa Cena del Signore, in cui noi ricordiamo come Gesù ci ha chiesto il giorno in cui Lui è morto per tutti quanti noi. Come abbiamo detto prima, Lui era uomo come tutti quanti noi, poteva rifiutarsi. Lui sapeva che doveva andare a morire e sapeva quello che avrebbe sofferto salendo su quella croce, ogni dolore fisico che avrebbe sofferto. Lo hanno umiliato, lo hanno frustato, hanno fatto le cose peggiori possibili, gli hanno bucato le mani, gli hanno bucato i piedi. Sapeva di tutto questo e poteva non farlo perché Lui era uomo come noi. E forse sì, Lui sapeva che poi sarebbe risorto, ma anche noi sappiamo che noi risorgeremo. Anche noi sappiamo che un giorno noi risorgeremo. Eppure nessuno di noi vorrebbe morire. Gesù lo ha fatto per noi. E in questo momento noi celebriamo questo corpo e questo sangue che ci hanno dato la salvezza,
Ma in questa sera io ti chiedo, durante la tua preghiera, prega che questo sangue risvegli in te questo sentimento di consacrazione, la consacrazione con cui Lui ci ha consacrati il giorno che è morto per noi. Noi siamo Suoi, siamo al Suo servizio, siamo il Suo popolo eletto. Che Dio possa fare grandi cose per mezzo di ognuno di noi, che questa Santa Cena possa portare in noi una nuova gioia di servire il Signore in ogni giorno della nostra vita. Signore Gesù, io ti prego per questo pane, per questo succo, Signore, che per noi rappresentano il tuo corpo e il sangue che tu hai versato per noi, per darci, Signore, grazia, per darci, Signore, salvezza, per darci speranza. Benedici, Signore, ogni persona che è qua presente, Signore, tutti coloro che oggi prenderanno parte di questa Santa Cena, che ognuno, Signore, di loro possa avere in sé risvegliata la consacrazione con la quale tu ci hai unto, affinché, Signore, ognuno di noi possa fare di più per il tuo regno, possa fare di più per ciò che tu ci hai chiamato a fare. Nel nome di Gesù, Signore, benedici questa Santa Cena e riconciliaci a te attraverso questi alimenti. Noi ti preghiamo per questo nel nome di Gesù. Amen. Ricordiamo solo che possono partecipare della Santa Cena coloro che sono in comunione con la Chiesa e che sono battezzati nelle acque. Amen. Gloria a te, a che nome bellissimo.
Allora, come il nostro Signore Gesù ci ha insegnato, tutti insieme, come uni in Cristo, come un sol corpo, prendiamo questo pane che per noi rappresenta il corpo che Lui ha sacrificato per noi. E adesso tutti insieme prendiamo questo succo che per noi rappresenta il sangue di Cristo, il sangue con cui Lui ha lavato la nostra vita e ci ha salvato, portandoci alla vita eterna. risuscitassi vivo sei invincibile, inigualabile, ora e per sempre regnerai. Tu hai il regno, tu hai la gloria, sopra ogni nome solo tu sei. Amen. Ringraziamo Signore per tutto quello che tu hai fatto, Signore, questa sera in mezzo a noi.
Ti ringraziamo, Signore, per questa Santa Cena, per il momento appena vissuto, perché sappiamo, Signore, che Tu stai visitando, Signore, i cuori di molti questa sera attraverso questi alimenti. Porta, Signore, guarigione dove c'è da portare. Porta i miracoli, Signore, come abbiamo profetizzato, dove c'è bisogno del Tuo intervento sovrannaturale nelle nostre vite. Che questa Santa Cena possa aver riconciliato molte persone a Te oggi. Lava, Signore, i nostri peccati ancora una volta, santificaci, purificaci, consacraci a Te, per la Tua opera, Signore, su questa terra. Nel nome di Gesù. Amen. Stiamo per terminare il nostro culto, possiamo alzarci in piedi? Ci sono compleanni da festeggiare questa settimana? Ah, Daniele, Edoarda. Aline, non nasconderti. Basta, sono tutti qua i nostri compleanni. Bene. Bravo Cristiano. Ah, c'è Marco, se è vero c'è Marco. No, ma te l'avevo promesso. No, figurati, no, non ti farei mai mancare questo momento. Amen. Allora alziamo le nostre mani verso di loro per benedire questo nuovo anno di vita. Amen. Signore Gesù, vogliamo mettere davanti a Te questa sera la vita di Edoarda, di Daniela, Signore, di Aline, di Marco, Padre, di questi Tuoi figli e figlie ai quali hai concesso un nuovo anno di vita. Ti chiediamo, Signore, profetizziamo ogni migliore benedizione sulla loro vita in questo nuovo anno, che pace, salute, Signore, che gioia e allegria non vengono mai a mancare, ma ancora di più che la presenza del Tuo Spirito stia sempre nei loro cuori ogni giorno di questo nuovo anno. Noi ti preghiamo per questo nel nome di Gesù. Amen. Allora che Dio possa benedire la settimana di tutti quanti noi, che possa riempire le nostre case col suo amore, con la sua unione, che possa riempire le nostre famiglie con la sua gioia, con la sua allegria, e che la presenza dello Spirito Santo non venga mai a mancare in ogni giorno di questa nuova settimana. Facciamo così con le nostre mani per ricevere la benedizione. Che l'amore di Dio Padre, che la grazia di suo Figlio Gesù Cristo e che l'unione dello Spirito Santo di Dio siano con tutti quanti noi, e come uni in Cristo possiamo dire Amen. Che Dio ci benedica nel nome di Gesù.